Buongiorno da Rosolina Mare, Rosolina Beach Comics. Detto giusto? Hai detto giustissimo, Rosolina Beach Comics, prima edizione. Beh, direi, guarda un po' cosa c'è alle mie spalle. Beh, questo in particolar modo è il raduno Genshin Impact, perché questa prima edizione del Rosolina Beach Comics prevede tutta quanta una serie di raduni, di contest. Oggi appunto a tema Genshin Impact, domani a tema Hazbin Hotel, questa serie che sta spopolando, poi oggi contest Genshin Impact, domani contest Hazbin Hotel e soprattutto il contest Every People Fan, dove tutti i cosplayer avranno la possibilità di esibirsi sul palco, giudicati da una temutissima giuria che sono delle cosplayer molto affermate che popolano anche l'area meet and greet, dove c'è la possibilità di avere curiosità, di confrontarsi, sai, chi è più affermata da qualche suggerimento a chi è ancora più in erba. Io ho un co-conduttore che mi accompagna. Sai cosa ti chiedo? Innanzitutto spiegaci cos'è cosplay. No, primo, io sono uno che non sa assolutamente niente del vostro mondo, il mondo manga, eccetera. Cos'è cosplay? Allora, guarda, io sono la persona meno indicata per spiegartelo. Vieni. Io ti seguo, vai. Immergiamo in questo mondo. Ecco, allora, cos'è essere un cosplayer? Essere un cosplayer è essere a contatto con la gente, quello sicuramente è una cosa importante, impegnarsi per creare i costumi o comunque, come dire, rappresentare il personaggio o la nostra passione. Ed essere un performer soprattutto. Ed essere un performer, perché ricordiamo che loro sul palco proprio vivono il loro personaggio. Lei poi è una delle giurate, tra l'altro, è una delle giurate domani del contest a tema Hazbin Hotel, è una delle più cattive che guarda tantissimo l'interpretazione. E dicevamo appunto interpretare un personaggio. E come vedi, la cosa bella di questo mondo è che si incontrano persone, si incontrano amici, si fanno delle nuove amicizie. È un mondo dove nessuno giudica nessuno, è un mondo altamente inclusivo, è un mondo dove è veramente bello esserci. Ok, Kanji quanto tempo ci si mette? Kanji è infinito perché anche questo Dove sei? Veramente molto complessi. Quindi voi siamo dentro? Ok, e allora Elisa, qua siamo in un altro reparto. Allora, qui siamo all'interno di dove c'è Artist Alley, al piano superiore ci sono gli amici gumplatori, insomma ci sono tantissime aree, giochi di ruolo, set fotografici dove i cosplayer hanno la possibilità di farsi fotografare con il loro cosplay. Ma venite che vi porto un po', allora vedete tanti cosplayer qui, poi andiamo un po' a scovare, ci sono tantissimi espositori e poi, no scusa, allora questo per esempio, se lo inquadriamo un attimo, è il modo di non fare cosplay, perché questo è il mio co-conduttore Giacomo in una delle sue mise più terrificanti. Ho già prenotato 12 cambi parrucca, 12 cambi maglietta, da oggi fino a domani notte, perché ci accamperemo sopra il palco, ci potrete trovare, ci potrete salutare e soprattutto capite dalla mia miss che l'importante è partecipare. No, l'importante è non essere così, perché fare cosplay vuol dire attivarsi per creare un bel costume. Questo è quello che non dovete copiare. È un original. Vai. Ci troviamo in uno dei punti strategici dell'Artist Alley. Artist è proprio la parola chiave, perché abbiamo qui il grande Jacopo Pasqualotto, una delle presenze più significative di tutti quanti gli eventi cosplay e nerd. Oggi presente come artista, ma ricordiamolo, lui realizza dei workshop per i più piccini che sono qualcosa di fantastico. Di lui si dice che dategli una matita in mano e realizzerò un capolavoro. E loro sono i più pazzi di tutti, perché sono gli amici gumplatori. Guardate cosa realizzano. Questo è l'angolo dedicato ai più piccoli, che possono creare il loro robottino e portarselo a casa. Certo. Questa è la cosa più bella. Ecco, Giacomo, tu quante volte ci hai provato? Io ci ho provato un sacco di volte, ma alla fine mi perdo sempre, perché li vorrei costruire tutti quanti e passerei qui delle intere ore. Infatti al lato del loro tavolo fino a domani sera sarà possibile, proprio in maniera gratuita, andare a creare il proprio robottino, essendo aiutati da abili maestri e professionisti. E quando noi vogliamo parlare di giochi da tavolo e da giochi di ruolo, ci rivolgiamo all'Odissea, che ha qui fino a domani uno stand dove insieme a dei tavoli liberi si può approfondire
il mondo dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo, all'insegna dell'inclusività e della partecipazione nel pieno divertimento. E dello spazio sicuro soprattutto. Salutiamo Leandro e la voce, della voce di Rovigo in diretta qui con noi dal palco di Rosolina, dove il caldo non si teme e siamo già pronti. Siamo pronti per l'evento blu, perché questa sera alle 21, guarda cosa c'è. Eccolo lì! Grande concerto dell'Impero Yamatai.